rappresenta l'unica soluzione, ovvero la possibilità di garantire a tutti una polizza assicurativa. Una polizza assicurativa per la copertura dei danni da terremoto nelle abitazioni civili. È l'iniziativa lanciata da 9 banche di credito cooperativo operanti sul territorio. Il Veneto è la regione pilota per questo progetto. Nella mente, ancora ben impresse, le immagini del sisma in Emilia. Abbiamo conosciuto eventi catastrofali come il terremoto, l'alluvione in questi ultimi 3 anni, ed è sempre più impellente la necessità di avere una polizza assicurativa a livello nazionale, ovvero che i cittadini abbiano la possibilità di accedere a qualcosa di calmierato da un punto di vista di costo, ma che siano in grado di avere coperture catastrofali. La polizza, studiata dagli istituti di credito, garantisce ai privati la copertura con relativi rimborsi per le calamità naturali, trombe d'aria comprese. Non ancora per l'alluvione, ma ci stiamo lavorando, fanno sapere i vertici della BCC. Il costo, rispetto a una normale assicurazione, è leggermente più alto. Il tasso per la copertura del terremoto, diciamo che tolte le tasse, si aggira circa sul 30% del premio complessivo che viene a pagare l'assicurato che acquista la polizza. Con una metratura di 106 metri quadri si va a pagare all'incirca 400-500 euro l'anno. Il premio assicurativo varia da provincia a provincia in base alla sismicità dell'area. Ci siamo resi conto che le mappe del rischio sismico, il Veneto non è più come pensavamo, ma è una zona a rischio sismico abbastanza elevato, e quindi noi, per agevolare le nostre famiglie, abbiamo proposto con una società di consulenza una polizza terremoto che andasse ad attutire i disagi di un eventuale fatto catastrofale.